Oggi vogliamo parlare della situazione dei medici del Servizio Sanitario della Regione Veneto, individuando quali sono da un lato le criticità, ma da un lato anche le azioni che nel tempo sono state fatte per garantire la possibilità di continuità dei servizi. Non neghiamo la difficoltà di trovare personale medico, ma diciamo con forza che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro della dirigenza medica in Veneto non merita di essere rappresentata con dati vecchi, con dati distorti rispetto alla realtà, e che non dà ragione dello sforzo che il Servizio Sanitario Regionale e le aziende sanitarie del Veneto stanno facendo per garantire le prestazioni. Allora facciamo il punto sulla pianta organica: quanti medici dovrebbero esserci, quanti ce ne sono realmente e quanti ce ne sono stati assunti o ne assumerete? Guardate, noi oggi abbiamo più di 100 medici di quanti ne avevamo al 31 dicembre 2019 in dotazione organica, stabili e a tempo indeterminato. Nel corso del 2020 e 2021, per fronteggiare l'emergenza Covid, con vari tipi di rapporto di lavoro, dagli specializzanti ai rapporti professionali all'arruolamento di medici pensionati, noi abbiamo annullato 2200 medici per far fronte all'emergenza Covid. Quindi il lavoro generato dal Covid ha avuto un'importante iniezione di medici aggiunti. Non abbiamo dati da tenere segreto, non abbiamo dati che non sia giusto evidenziare, e ora è giusto evidenziare che i medici in Veneto hanno uno stipendio che è superiore a 13 regioni italiane ed è inferiore a 5 regioni italiane, dove si consideri che le regioni a statuto speciale, in particolare Trento e Bolzano, hanno una contrattualistica locale con indennità che non sono previste per fare italiano.